sono Dimitri Riccio di colonnesonore.net per Soundtrack City. Con me c'è il maestro Preisner, che ha appena fatto la colonna sonora per Europa Centrale. Altri nemici del popolo? Lui, e lei, e lei, e lui, e lei. Lui lo conosco benissimo, lo conosco. La tempesta è passata. Europa Centrale è un film politico e molto complesso, quasi un incubo, un viaggio verso l'inferno su un treno lanciato sui binari di una notte del 1940, poco prima della catastrofe che incombe sull'Europa. Lei ha deciso di scrivere una partitura solo per coro? Perché? Perché la situazione che si crea nel film mi ha ricordato ciò che sta succedendo. E l'opera è l'unico commento ironico per ciò che sta capitando in Europa. Il film è ambientato nel 1940 e noi siamo nel 2024 e la situazione è la stessa. C'è una guerra in Ucraina, una in Israele, e io questa mattina invece mi sono svegliato nella bella Torino con gente che dormiva per la strada. Capisci? Stiamo vivendo tempi davvero bui e difficili. Mi ha pervaso dopo che ho patito atrocemente, ferocemente, cotibie, per vivere in modo santo, luminoso, l'unica. E la musica sinfonica o pop o rock avrebbe cancellato il film. Solo l'opera e le poche parole in italiano di Dante Alighieri per me erano l'unico messaggio possibile. Devi sapere che vengo dalla Polonia, dove ci sono 2 milioni di rifugiati ucraini. Qui in Italia siete più lontani, ma stiamo assistendo all'inizio di qualcosa di molto grave. Le stavo dicendo che una specie di speranza nel futuro oggi è più che altro scomparsa, specialmente nei giovani. E quello che voglio chiederle è se con la musica e col cinema cercavate di veicolare un certo messaggio, lei e Kieslowski. La mia collaborazione con Christoph era molto differente da quelle con altri registi. Parlavamo la stessa lingua, eravamo dello stesso paese ed eravamo molto amici. Successe per caso, ma a volte i casi fortuiti sono una benedizione. Ricordo il primo dei nostri film, Senza fine. Dopo alcune settimane mi chiese cosa pensavo per la musica. E io gli risposi: questo film, Christoph, non ha bisogno di musica. Lui si stupì. Poi con l'orchestra ebbi un'idea, ma ero sicuro che Christoph mi avrebbe protestato e mandato via. Ricordo una nostra conversazione dove gli dissi: Christoph, mi spiace, spero che tu mi darai un'altra possibilità per comporre una musica migliore per il film. Lui invece mi rispose che avremmo collaborato insieme fino alla fine delle nostre vite. E così facemmo per 17 film. Una volta, nella doppia vita di Veronica, mi diede una breve indicazione. Veronica canta una bellissima canzone. Così gli chiesi: ok, ma di che cosa parla la canzone? Non lo so, rispose. Va bene, ma quanto dura? Rispose ancora: non ne ho idea. Insomma, mi dava libertà completa, credeva in me. Non era una persona molto amica della musica, ma sapeva perfettamente che importanza avesse, cosa volesse dalla colonna sonora.
Non ho mai composto musica per seguire il film. Ci sono dei baci, la musica fa i baci, qualcuno muore, la musica segue. La colonna sonora nel film deve essere una componente metafisica. Per questa ragione la musica deve essere come uno dei protagonisti del film, come fosse un attore. A volte la musica deve anticipare o fare da commento a una situazione. Io, ad esempio, ho sempre adorato la melodia. Ricordo che in Polonia, quando ero giovane, i film di Federico Fellini erano davvero molto famosi. E quando uscivo dalla sala, i temi di Nino Rota mi restavano impressi nella memoria. Per questo, quando compongo, penso sempre al lato melodico. Anche nel film di Gianluca abbiamo avuto una collaborazione simile, perché quando ho visto il film gli ho detto: guarda, ci serve una piccola opera che sia allo stesso tempo seria e ironica. Questo è lo stesso tipo di approccio che avevamo io e Kieslowski. Quando ho composto la musica per Film Blue, era il 1990 e c'era la guerra in Jugoslavia e fu una vergogna per l'Europa Unita. Gli chiesi: ma che tipo di messaggio vogliamo dare alla gente? Io ho sempre creduto che questo film sia un'opera d'arte e ho sempre creduto che non fosse solo, come dire, un messaggio politico o una crime story. Ma col film viene veicolato anche un messaggio, come avevano un messaggio i film di Fellini, quelli di Antonioni, di De Sica e Bergman. Insomma, quando compongo penso sempre al tipo di messaggio che voglio lasciare. Gran bella risposta. Riguardo alle melodie, penso che lei sia consapevole che oggigiorno sono praticamente scomparse a favore del sound design. Le dirò una cosa: il problema con i compositori di oggi è essenzialmente americano. Io conosco il loro sistema, infatti ci ho lavorato e sono scappato via. A questo proposito ricordo il primo film americano che ho fatto giocando nei campi del Signore di Hector Babenco. Il produttore iniziò a parlare di canzoni e di un meeting. E con chi? Così mi ritrovai con un tizio che era specializzato per la sezione archi e un altro per le trombe. Rimasi scioccato. Io sono un compositore, sono io che vi darò la partitura completa. Oggi, se vuoi lavorare a Hollywood, non importa chi tu sia, Hans Zimmer o un giovane. Ogni musica deve avere la medesima struttura, la stessa melodia, le stesse percussioni, non c'è personalità. Per questo penso che oggi il compositore di film music è una professione praticamente finita. Anche perché il regista medio contemporaneo è spaventato dal silenzio e quindi monta il film con della musica, si innamora della musica provvisoria, visto che il montaggio segue quella musica, ed ecco perché quando il compositore del film arriva, cos'altro può fare? Copiare quelle musiche? Cambiare il ritmo? Se lo facesse il regista direbbe no, ormai la musica è montata in quella maniera, non potresti copiare quelle musiche? Ecco, io penso che tutto questo sia completamente folle. Negli anni 80 e 90 ero abituato a lavorare con Kieslowski, Louis Malle, Thomas Vinterberg, e non c'era la temp music, c'era il film e poi si cercava di arrivare a un concetto musicale.
E questo concetto si doveva mettere in quel punto lì e poi qui e via dicendo. Facevate lo spotting del film? Certo, lo spotting. Oggi poi è tutto molto complicato con i nuovi sistemi. Io compongo con carta e matita, ma ci sono programmi dove tu scrivi a mano e immediatamente hai una trascrizione con una buona resa sonora e che puoi ascoltare per renderti conto di come la musica lavora col film prima delle sessioni di registrazione. Devi essere però di mentalità aperta, coraggioso. Devi essere originale, perché solo l'originalità ti dà la possibilità di restare. Sì, sono tempi strani per quest'arte. Vorrei però tornare a Europa centrale. Ho notato guardando il film che la storia sia una sorta di viaggio di queste anime dannate verso l'inferno e la sua musica è una sorta di canto per queste anime perdute e che la sua musica sia la sola poesia ancora dentro loro o cantata per loro. Non saprei, sono nel giusto? Forse hai ragione. Quando compongo io divento un tutt'uno con i miei istinti. Quando ho visto questo film, la prima volta il mio istinto mi ha detto segui quella strada, non illustrare, ma indirizza il messaggio. È davvero un bel film e sono realmente curioso delle reazioni che avrà il pubblico, perché non è un film facile. Devi conoscere sul serio un po' di storia. Per questo penso che sia stato soprattutto utile farlo per i giovani. Questo è un film che ha da dire qualcosa al pubblico. Spero che il film abbia successo qui al Torino Film Festival. Ultima domanda, prossimi progetti? Ah certo, devo comporre le musiche per il nuovo film di Elena Popovic, la regista di Man of God. Diciamo, ma non compongo per tutto ciò che mi propongono, sarebbe stupido. Vuole fare un saluto a chi ci sta vedendo? Un saluto a tutti in Italia, amo il vostro paese, amo il vostro cinema e sono stato in stretti rapporti con Carlo Ponti, Sofia Loren e Leonardo Della Fuente. I like Italy and I cross finger for my film. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.